Presidente Federica, oggi importante apertura di questo presidio della Polizia Ferroviaria in stazione centrale Trieste, un passo in più verso una sicurezza migliore. Beh, io devo ringraziare per l'attenzione che c'è verso il nostro territorio. I presidi di sicurezza e l'operatività di questi presidi sono fatti ovviamente anche da strutture efficienti che possono utilizzare l'ultima tecnologia per poter svolgere il loro ruolo. Questo vuol dire un arricchimento della sicurezza per i cittadini, per tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia, perché come abbiamo visto in un unico spazio si può monitorare l'intero territorio regionale e poter mandare degli interventi mirati in caso di necessità. Questo ovviamente sono passi avanti che noi guardiamo con favore e ringrazio le forze dell'ordine che credono negli investimenti nella nostra regione, oltretutto una regione che deve avere un occhio di riguardo considerando anche la zona geografica nella quale insiste. In questo senso proprio l'aiuto e il sostegno da parte del governo centrale sui controlli del confine, abbiamo questo dato dell'80% in meno di ingressi illegali sul confine della zona di San Dorligo della Valle Dolina. Sì, i primi dati sono molto positivi, dovuti principalmente al fatto che le forze dell'ordine sono riuscite a rintracciare i passer, ovvero quelli che commerciano con carne umana. Una vergogna assoluta che grazie all'operatività delle forze dell'ordine e ai rinforzi giunti e voluti dal Ministero degli Interni sono riusciti appunto in queste operazioni. Ovviamente sono soluzioni d'emergenza, noi ci auguriamo che l'Europa possa prendere decisioni chiare per controllare gli stessi confini europei. Il Friuli Venezia Giulia non è confine europeo. Purtroppo oggi dobbiamo invece affrontare una situazione emergenziale perché l'Europa ha deciso di abdicare al Trattato di Schengen, che è quello che prevede che i paesi di confine controllino quegli stessi confini che dovrebbero presidiare e garantire. Direttore, oggi nel suo intervento un passaggio importante quando ha detto la sicurezza va concordata, va seguita anche con gli enti locali. Sì, certo, io credo che oggi il tema della sicurezza partecipata sia un tema fondamentale e quindi come fa la ferroviaria del partenariato col mondo delle ferrovie, uno dei pilastri della propria attività, perché insieme si costruiscono strategie, si definiscono priorità, si individuano situazioni di criticità. Questo a maggior ragione con gli enti locali. Gli enti locali sono i legittimi rappresentanti del territorio, sono portatori di desiderate della città. Siccome sappiamo che la sicurezza è uno dei problemi più importanti, uno degli aspetti della vita del cittadino, sicurezza non solo sul piano oggettivo, che è quello del dato, che è quello dei numeri, ma anche la sicurezza sul lato della percezione, del vivere la realtà, e quindi credo che poter insieme scambiarsi informazioni, usare quei tavoli, quei comitati che sono le sedi appunto per definire strategie, interventi, modalità operative, priorità, bisogni, credo che sia un modo intelligente di fare un'opera di sicurezza. Signor Questore, il direttore Sgalla ha fatto un importante riferimento nel suo intervento parlando di una collaborazione che si sta instaurando fra le forze dell'ordine e gli enti locali. Sì, è importante la collaborazione degli enti locali, della regione, del comune, anche con la polizia locale, anche perché siamo tutti al servizio dei cittadini, quindi come tale ci vuole una unità di intento che è quello proprio di assicurare il miglior servizio al cittadino. In questo senso questo nuovo presidio della Polizia Ferroviaria è in un punto nevralgico della città. Trieste e la sicurezza, com'è la situazione? Io penso che la situazione sicurezza è soddisfacente, non ci sono luoghi dove non è possibile entrarci. Noi, a seconda delle segnalazioni dei cittadini che ci fanno, soprattutto in periferia, ci siamo. Quindi ci vuole comunque un aiuto da parte dei cittadini affinché ci indirizzino anche nel nostro lavoro, la cosiddetta polizia partecipata o sicurezza partecipata, dove tutti devono fornire un contributo affinché tutte le zone della città non siano oggetto di occupazione da parte di soggetti insomma, che vivono nella illegalità.